Ecco, ho lasciato che ci fosse il recording in progress ad aprire per noi. Allora, intanto un buon pomeriggio a tutti quanti, ben ritrovati per chi era già collegato al primo di questa triade di incontri che ci vedono come portatori un po' di spunti di riflessione su quella che è l'innovazione nella didattica, anche da un punto di vista digitale. Io nello specifico sono un profilo un po' diverso da quello di Angela Sofia Lombardo che avete sentito la scorsa volta e decisamente diverso da Mirko Piccin che sentirete la prossima volta, perché sono un pochino meno nerd di loro da un punto di vista tecnologico, e qui Gloria sorride, e sono molto invece più orientata ai ragazzi e alle modalità che ci possono aiutare, sia digitali che non, nel tentare un pochino di far fronte ad una bella sfida che abbiamo di fronte tutti i giorni quando entriamo in classe con i nostri ragazzi, ed è una sfida che ci pone obiettivi che sono un pochino diversi da quelli di 20 anni fa, di 15 anni fa, ed ecco che qui si innesca tutta una serie di riflessioni che questa sera vorrei fare proprio assieme a voi relativamente a questo tema. Ora, io non vi darò la bacchetta magica, non esiste la soluzione, il metodo didattico che funziona assolutamente. Voi me lo insegnate meglio di quanto posso sapere io, che ogni volta che entrate in una classe diversa, trovate situazioni diverse, un metodo che funziona in una classe non funziona in un'altra, la stessa classe dalla prima alla seconda, dalla seconda alla terza, quello che funzionava l'anno prima non funziona più, non si sa il perché, ma anche lo stesso ragazzo che in una classe apprende in un modo, spostato in un'altra classe funziona in un altro modo. Quindi è impossibile capire qual è la metodologia che posso replicare in maniera completamente uguale da una classe all'altra, ma oggi io vorrei con voi invece creare un momento di condivisione, una sorta di arricchimento di quella che è la nostra cassetta degli attrezzi relativamente alle metodologie e agli approcci che possiamo applicare quando entriamo in classe, quali sono le buone pratiche che possiamo applicare, e ce ne sono alcune a respiri più internazionali o più costruite anche da un punto di vista di progettazione, ma sono sicura che voi ogni giorno testate qualcosa di nuovo, qualcosa che funziona, qualcosa che non funziona, dal quale poter apprendere significativi apprendimenti, e quindi volevo proprio fare in modo che ci fosse un po' un dialogo tra di noi nell'ultima mezz'oretta che riserveremo, perché ciascuno possa in qualche modo arricchire la cassetta degli attrezzi degli altri e darci quindi degli strumenti in modo che più possibilità abbiamo per giocarcela quando siamo in aula, meglio potremo portare al risultato. Meno strumenti abbiamo, più siamo in difficoltà, perché purtroppo abbiamo una varietà di fronte complessa per tanti punti di vista. Quindi quello che volevo proprio fare oggi con voi, e vi condividerò anche un po' di slide, perché così per chi ha più bisogno di vedere mi segue da un punto di vista più visivo. Quello che volevo fare con voi oggi è proprio quello di aprire un po' di lampadine, illuminarci su alcuni aspetti, condividere alcune idee tra di noi. Ovviamente ci sarà un filo conduttore in cui vi porterò, con l'intento semplicemente di avere degli spunti e dei focus sui quali riflettere insieme per poi arricchirci. E quindi ecco, questo è un po' l'obiettivo di queste 2 ore. Io tendo, come sa Gloria, a amare la condivisione e la partecipazione, quindi il mio obiettivo è proprio quello anche di sentire i vostri vissuti. E proprio in quest'ottica voglio fare un piccolo rompighiaccio, 5 minuti, giuro Gloria, non rubo tanto tempo, ma in questo volevo capire da voi, ogni volta che sentite il termine innovazione didattica, che cosa vi passa per la testa? Anche un aggettivo può essere qualcosa che vivete a livello emotivo, oppure può essere qualcosa che vi arriva come strumento, ma mi piacerebbe che o in chat o per i più coraggiosi con il microfono ci fosse questo piccolo 5 minuti di condivisione sul che cosa per voi è l'innovazione didattica.
vi lascio il tempo di scrivere, se qualcuno ha qualche idea col microfono ben venga. Posso scrivere anch'io, vero Linda? Oddio, tu arrivi da un mondo abbastanza digital, quindi mi metteresti in difficoltà. Vai Gloria, però. Ma io non sono quella nerd della faccenda, io condivido con te l'imbarazzo perché loro parlano e io, cos'è sta roba? Vabbè, mi tengo intanto, vediamo che spunti arrivano. Vediamo se qualcuno ha qualcosa che gli frulla per la testa rispetto a questo tema. Allora, Laura ci scrive cambiamento. Quando sente parlare di innovazione didattica e cambiamento, e ti chiedo, Laura, questa parola cambiamento ti crea più una sensazione positiva o negativa? Cioè ti mette ansia il cambiamento o ti mette energia pensare al cambiamento? Ma se devo essere sincera, inizialmente un po' più di ansia, per essere proprio sincera. Assolutamente. Poi magari conoscendo meglio e provando ad attuare, poi come dicevamo prima dipende tanto dalla classe. Se la classe, nella classe diciamo, non è una classe facile, pensare a un ulteriore magari cambiamento a volte forse fa più ansia, che viene visto un po' più con preoccupazione che come risorsa. Poi magari invece conoscendo e attuando invece si cala un po', si cala. Questo per quanto mi riguarda ovviamente. Assolutamente, è vero, ed è una delle emozioni più condivise quando parlo di innovazione didattica, il oddio, e adesso devo ripartire da capo, proprio come sconforto interno. Invece Sara ci scrive innovazione didattica è la capacità di rimettersi in gioco. Sì, per certi versi sì, Sara, infatti, è proprio il rivedere la stessa identica approccio lo stesso identico insegnamento attraverso modalità diverse, quindi anche giocose se vogliamo, è proprio ripartire sotto alcuni spunti. Per Sabrina è creatività, inventare nuovi modi che coinvolgano gli alunni, quindi c'è molto coinvolgimento in quello che dice Sabrina. Si parla di innovazione didattica nel creare coinvolgimento soprattutto. Pier Antonio ci dice nuovi stimoli, assolutamente. I ragazzi, tra l'altro in questa fase d'età, quella legata proprio alla vostra, quindi siamo già in quelle che vengono in modo vecchio chiamato medie, e se me lo permettete per velocità utilizzerò questo termine anziché scuole secondarie di primo grado che è un po' più lunga, ma i ragazzi sono bisognosi di stimoli e oggi ne parleremo anche di questo aspetto che entra in modo importante. Maria Antonietta ci dice apprendere giocando. Spenderò un paio di slide, Maria Antonietta, verso la fine, proprio sul tema della ludicità consapevole. Quindi non è il gioco fine a se stesso e l'anarchia in classe, ma è un giocare con uno scopo, un fine ben preciso, che è appunto legato a cosa dobbiamo apprendere. Allora, non so se qualcun altro sta scrivendo, ma se arriva ben venga. Gloria, io ti chiedo, visto che ogni tanto mi sparisce la chat quando sono in condivisione, se c'è qualcosa mi interrompi e mi riapro la chat, altrimenti la tengo in modalità spenta. Assolutamente sì. Ovviamente se i partecipanti hanno desiderio di intervenire, credo lo possano fare attivando il microfono, ma se appuntate qualcosa in chat e Linda non se ne accorge, intervengo io a gamba tesa, la fermo subito e gli dico alto là. Avete capito che amore e odio c'è tra me e Gloria? Allora, per cominciare, e siccome parleremo anche proprio all'inizio di quelle che possono essere le sfide che siamo chiamati ad affrontare, voglio lanciarvene subito una, visto che insomma sono a volte un pepe di grano, si dice dalle mie parti, e quindi tutti voi sapete com'è bello parlare ad un pubblico di nomi scritti su una casellina nera. Avete provato l'ebbrezza. Quindi vi lancio una piccola sfida se vi va ed è quella di accendere la vostra webcam.
come sapete, stare a guardare tanti nomi che tra l'altro non conosce è impegnativo, soprattutto poi quando manca la parte di comunicazione più importante, che è la parte del non verbale. Gloria non ve l'ha detto, ma io in moltissime aule che tengono con ragazzi di varia età parlo di comunicazione, e il nostro non verbale comunica in maniera preponderante. Oltre il 50% della comunicazione passa attraverso la nostra gestualità. Quindi, dato che le webcam sono spente e non vi ho in presenza, non sento la vostra, scusate, il microfono è spento, non sento la voce, almeno posso cercare di capire se vi sto annoiando a morte dai vostri sguardi così, oppure se sto andando troppo veloce, se sgranate gli occhi e vi vedo allampati, o almeno insomma ho un ritorno in termini di feedback e mi aiuta in questo momento di condivisione. Quindi grazie a chi ha accettato la sfida, mi sento un pochino meno sola. Condivido. E ogni tanto vedrete che sposto le vostre webcam da davanti alla mia condivisione, perché siete in questo momento davanti alle slide. Allora, quali sono gli spunti che voglio con voi cominciare così a mettere un pochino in campo per accenderci degli ingranaggi che ci fanno un pochino vedere la didattica da tanti punti di vista diversi. Allora, innanzitutto in quelli che sono gli spunti e le idee che vorrei con voi coltivare, vorrei partire da quelle che sono le sfide che oggi la scuola ci pone di fronte. Questo ci serve per creare una cornice, soprattutto una cornice che ci dà senso e che inquadra me nel non divagarmi per 10 ore e ci dà uno spunto di riflessione abbastanza importante. Le sfide non sono solo quelle che noi viviamo in classe con i ragazzi. Le sfide sono anche quelle che ci vengono imposte dall'alto. Oggi c'è un cambio nella concezione di didattica a livello italiano, ma anche a livello europeo. Ci chiedono qualcosa di diverso e quindi partiamo dall'analizzare quali sono le sfide che dobbiamo necessariamente oggi affrontare, come la didattica laboratoriale ci viene in aiuto per in qualche modo gestire e soddisfare queste sfide nel migliore dei modi, e attraverso la didattica laboratoriale andremo a parlare del cosa, quindi contenuto, e del come fare didattica laboratoriale. Quindi apriremo necessariamente una piccola parentesi in un concetto di bioserra, ossia amo molto la metafora della classe vista come una serra all'interno del quale ci sono tante piante diverse e noi siamo, ahimè, dei giardinieri in qualche senso, perché dobbiamo far fiorire tutte le piante che abbiamo all'interno. E quindi andremo un pochino a vedere un aspetto che è molto legato alla motivazione, al coinvolgimento, al senso di sfida che i ragazzi vivono e ne hanno assolutamente bisogno, per poi chiudere con la cassetta degli attrezzi. Quindi delle modalità che oggi ci vengono proposte a livello italiano, ma anche a un respiro più internazionale a livello europeo e anglosassone, e andremo poi a dedicarci del tempo per metterci dentro le nostre buone pratiche. Ovviamente in questo percorso io ogni tanto vi darò qualche spunto a livello di qualche libro, qualche risorsa, qualcosa che vi può essere utile. Gloria vi condividerà le slide, ma anche la biografia con i materiali, anche perché io qui accanto a me, come potete vedere, ne ho preparato solo alcuni per voi, ma che possono essere degli spunti da darvi a seconda delle vostre domande e arricchirci di contenuti. Allora, partiamo con la sfida. Quindi, che cosa stiamo vivendo rispetto ai cambiamenti che ci vengono soprattutto imposti dall'alto? Voi avete già avuto modo di vedere nel corso di questi ultimi anni che sempre di più sta cambiando il sistema a livello soprattutto di scuole medie, ma anche poi di scuole superiori elementari, sta cambiando e si sta introducendo sempre di più un nuovo concetto di competenza che dobbiamo trasmettere ai nostri ragazzi. Ed è un concetto che riguarda il farli maturare soprattutto in una dimensione che Avanguardie Educative nel manifesto del 2014 ha definito come imparare ad imparare.
Avanguardie educative io lo chiamo uno spin-off di quello che è Indire. Non so se conoscete Indire, ma vi dico assolutamente andatevi a vedere il sito ricco di risorse, perché appunto arricchisce la didattica con tantissime metodologie innovative, ve ne condividerò poi alcune, e nel 2014, ha preso piede nel 2016 con qualche progetto un po' più serio, Avanguardie Educative si pone proprio come obiettivo quello di andare a innovare la didattica attraverso quelle che sono le sfide che oggi l'Unione Europea ci chiede, e l'Unione Europea ci chiede di insegnare ai nostri ragazzi non solo materia didattica verticale di contenuto, ma ci chiede di allenarli a diventare degli adulti capaci di affrontare le sfide che la vita gli pone in ogni momento. E per fare questo bisogna aiutarli ad imparare per tutto l'arco della loro vita. Ora, quando i ragazzi che sono in apprendistato gli dico: ragazzi, voi pensate che avete finito di studiare perché siete già nel mondo del lavoro? Ciao! Si studia per tutta la vita. Ecco che sgranano due occhi così, perché dicono: come, pensavo di aver finito, oh no! E invece voi sapete benissimo, e il fatto che siete qui lo dimostra, che c'è sempre da imparare. E questo concetto di lifelong learning, in inglese, quindi imparare per tutto l'arco della nostra vita, è un concetto che è stato ribadito fortemente nel 2018 dall'Unione Europea, perché l'Unione Europea nel 2018 è andata a ridefinire quello che è il concetto di competenza chiave. Il concetto di competenza chiave non è più solo il sapere, quindi la conoscenza teorica, il saper fare e quindi la conoscenza pratica, e la scuola finora, o almeno per molti anni, è stata sul sapere teorico e qualche laboratorio di saper fare, ma oggi l'Unione Europea dice che una competenza chiave è il sapere teorico, il saper fare, ma anche il saper essere. E sull'onda del saper essere, quello che emerge io vi ho preso il punto 7, che è il più significativo delle raccomandazioni del Consiglio dell'Unione Europea del 2018, ci dicono che noi dobbiamo educare i ragazzi non solo a conoscere i contenuti delle discipline che trattiamo, ma dobbiamo educarli al fine che maturino delle abilità che gli serviranno per tutta la vita, che sono la capacità di risolvere i problemi, il pensiero critico, la capacità di cooperare, la creatività, il pensiero computazionale, l'autoregolamentazione. L'Unione Europea ci dice in maniera chiara, già con queste poche righe, che noi abbiamo 3 ambiti almeno di capacità da allenare: un ambito più cognitivo, quando pensiamo al pensiero critico, quando pensiamo a un pensiero computazionale, un ambito legato estremamente al pensiero divergente, poco coltivato purtroppo nelle nostre scuole, che è il problem solving e la creatività, ma anche un ambito legato all'intelligenza emotiva, la capacità di cooperare, la capacità di autoregolamentare i propri stati d'animo. E questo significa creare motivazione che non sia esterna, quindi ti continuo a dare una caramella perché ti motivi, ma un tipo di motivazione che nasce da dentro. Significa gestire lo stato di frustrazione e di ansia, significa in qualche modo affrontare le sfide. Ora, è una sfida a tutti gli effetti, io non so come la vedete voi, ma io la vedo tosta come sfida, perché non abbiamo strumenti pratici, tecnici che ci vengono a supporto. Non esiste il libro in cui diciamo ai ragazzi: ok, studiati da pagina a pagina così impari che cos'è l'autoregolamentazione emotiva. Non passa attraverso il sapere teorico, non passa attraverso quello che potete spiegargli in termini di concetti di apprendimento, ma passa attraverso il modo in cui voi fate aula. Il modo in cui fate aula gli permette di sperimentarsi in tutta una serie di dinamiche che passano dalla cooperazione, che passano dall'autoregolamentazione emotiva, che passano dalla creatività al pensiero divergente. Ed è proprio per questo che quando noi parliamo di innovazione didattica dobbiamo cominciare a pensare in che modo posso far sì che i ragazzi allenino questo tipo di competenze, che non sono nei libri, per cui lo stesso argomento può essere affrontato in tanti diversi
E io non la sento più, voi la sentite? No. Modi, Eccoti. Ecco, ripreso. No, non si sente più. Linda, vai a scatti. Hai forse qualche problema di linea? Ok, ci siete? Sì, ti sentiamo. Sì, allora vi chiedo scusa perché sono collegata col telefono e quando qualcuno mi chiama mi toglie connessione, quindi in questo momento ho lasciato cadere la linea, visto che non ho più wifi ormai da quasi un mese, il tecnico non esce, quindi spero che riusciamo a tenerci su. Vi assicuro che le aule fatte così sono toste. Resilienza, andiamo avanti. Ok, avete bisogno che ripeta perché magari vi siete persi qualcosa? Ok, allora, quando noi parliamo di riuscire ad essere degli allenatori per questi ragazzi di questo tipo di capacità, non possiamo pensare di farlo attraverso un libro, dobbiamo farlo nella modalità. È il modo in cui noi teniamo l'aula che permette ai ragazzi di sperimentarsi nell'aspetto emotivo, nell'aspetto anche cognitivo, nell'intelligenza divergente. Ed è qui che è una vera sfida, perché non so voi, ma io incontro pochi corsi che ci permettono di avere un approccio didattico diverso da quello tradizionale. Non abbiamo in Italia una grande cultura rispetto ad approcci alternativi e qui voglio dire non è un problema di professori perché ce ne sono tantissimi che hanno la voglia e la volontà di svecchiare il sistema, ma siamo comunque all'interno di un'istituzione che non sempre ci agevola questo compito. Ed ecco che qui l'intervento di ognuno di voi singolarmente diventa fondamentale per portare cambiamento e portare questo tipo di competenze nei ragazzi. La scuola quindi non è più in questa sfida una semplice istituto che trasmette conoscenza. La scuola diventa un costruttore di competenze. Cosa vuol dire? Vuol dire che sicuramente ci sarà comunque l'aspetto legato all'istruzione, dove noi trasferiamo tutta una serie di contenuti ai ragazzi che aprono comunque delle caselle mentali importanti, ma a fianco alla classica istruzione che fino a qualche decennio fa era preponderante nel nostro sistema scolastico, oggi dobbiamo diventare anche dei formatori di questi ragazzi. Dobbiamo far sì che imparino ad imparare, che conoscano le loro potenzialità, che conoscano i loro punti di forza, ma anche i loro punti di debolezza, dove portano risultato, dove fanno fatica a portare risultato. Perché soprattutto l'età delle medie è l'età di costruzione della propria identità, dell'immagine del sé. E se noi trascendiamo da questo principio, stiamo creando degli adulti particolarmente insicuri. E vi assicuro che lavorando con ragazzi che arrivano nel mondo del lavoro, ne vedo tantissimi che non credono in loro stessi. Gli mancano le basi. Quindi come possiamo poi affidarci a questa nuova generazione quando saremo un pochino più vecchiotti se sono un mondo di insicuri? Noi abbiamo una grande responsabilità da un punto di vista formativo e ce l'abbiamo anche da un punto di vista educativo, perché siamo chiamati ad insegnare ai ragazzi a che cosa vuol dire vivere insieme, a cosa vuol dire essere cittadini attivi. Questo tipo di cambiamento noi lo stiamo vedendo. Ormai nelle scuole non si parla più di quello che è il curriculum formativo, non si parla più di programma didattico, o meglio, se ne parla in maniera impropria, perché oggi quello che ci è richiesto è di fare in modo che i ragazzi maturino competenze. E questo lo vediamo dove? Lo vediamo perché nelle pagelle è stata inserita una bellissima voce o una bellissima scheda a parte in cui voi siete chiamati a valutare il raggiungimento delle competenze che hanno i ragazzi. Fino a 4-5 anni fa non c'era questo tipo di valutazione. Per cui anche voi siete un pochino, credo, come è successo a me, caduti dal pero e dire: e come si fa a valutare queste abilità e competenze? Su che griglia? Non è facile. In più è stata introdotta come materia importantissima e trasversale quella che è appunto l'attività proprio di cittadinanza attiva che viene fatta attraverso educazione civica o non so che nome gli date voi, ma insomma che è una materia che addirittura oggi è soggetta a valutazione, quindi c'è un voto specifico per questo tipo di materia che è trasversale a tutte le attività. Quindi il cambiamento è già in atto.
hanno già creato degli strumenti, ma non ci hanno dato le metodologie per poterlo fare in modo efficace. Per questo per me oggi è una sfida che noi dobbiamo affrontare. Ora, in questa sfida che dobbiamo in qualche modo attrezzarci a superare, la didattica laboratoriale diventa per noi molto importante, perché è uno strumento che ci consente di passare da quello che è il classico apprendimento dal libro, didattica frontale, ad un apprendimento che parte dal mettere in moto gli ingranaggi che ciascuno di noi ha in testa, compresi i nostri ragazzi, e una volta arrivati ad un concetto, ad un apprendimento attraverso il proprio specifico modo di imparare, ecco che l'insegnante diventa un po' un facilitatore, prende queste conoscenze che emergono dal gruppo per creare il concetto astratto che serve alla disciplina come teoria. E quindi in qualche modo, diciamo, noi diventiamo un po' dei traghettatori, un po' siamo i Caronte della situazione che aiutano i ragazzi a passare dall'esperienza concreta al concetto astratto. E in questa età è fondamentale che ci sia proprio la cultura del make all'interno delle scuole. La didattica laboratoriale si fonda infatti sul fare e sull'esperienza come base di apprendimento perché i ragazzi possano effettivamente maturare il concetto. E perché è importante? Soprattutto nella preadolescenza e nell'adolescenza. In questa fase d'età, in cui le medie ci cadono proprio dentro a pie pari, è l'età in cui i ragazzi a livello di neuroscienze e di sviluppo del cervello abbiamo la massima potatura e la massima germinazione neuronale a livello di sinapsi mentali. Cosa vuol dire? Che è l'età in cui i ragazzi potano, tagliano tutte quelle che sono le sinapsi che non gli servono più perché sono del fanciullo, del tipo vedo una cosa per terra, la metto in bocca per sapere cos'è, non gli serve più per fortuna, e passano a germinare quelle che sono le sinapsi che gli serviranno invece per diventare degli adulti. E in questa fase il cervello pensante, neocorteccia, non è maturo. Un cervello pensante umano matura tra i 20 e i 24 anni, finisce, scusate, di maturare. I ragazzi sono molto prima, perché noi li incrociamo tra i 10 e 11 anni fino ai 13-14. Hanno una fase di maturazione della neocorteccia ancora un pochino indietro. Ecco che noi siamo il veicolo per farli maturare. Loro devono vivere l'esperienza in modo pratico, perché il loro cervello limbico, il cervello emotivo, il cervello delle esperienze, è quello che in questa fase d'età viaggia a 200.000 all'ora. Loro funzionano così, il cervello limbico è binario, sì o no? Mi piace, non mi piace. Se mi piace lo faccio, se non mi piace non lo faccio. Se trovo una gratificazione immediata adesso, bene. Se non mi dà una gratificazione immediata adesso, non lo faccio. Fare un sacrificio adesso perché tra 2 anni mi dà un ritorno? È difficile per un ragazzo di questa età pensarla in questi termini. Il ragazzo di questa età è sul qui e ora. Ed ecco che il qui e ora è tipico dell'esperienza pratica. E quando loro vivono l'esperienza pratica, ecco che noi, come facilitatori di apprendimento, dobbiamo estrarre dal pratico il concetto teorico astratto che va a creare sinapsi a livello di neurocorteccia, che va a costruirgli quelli che sono poi i circuiti, le sovrastrutture neuronali che gli serviranno da adulti. E come lo facciamo? Semplicemente andando a raccogliere le singole esperienze che loro vivono per contestualizzarle in maniera più ampia. Si tratta di invertire. Non è che prima spiego e poi vi faccio fare pratica, ma prima fate esperienza e poi dall'esperienza, da quello che ognuno di voi in piccola parte riesce a recepire, allora tiriamo fuori i significati e arricchisco con quegli aspetti che mancano eventualmente la parte proprio di concetto e di didattica. È un apprendimento che per loro viene per scoperta, dove sono protagonisti. E il fatto di essere protagonisti li attiva, li motiva, li rende in primis proprio al centro dell'attenzione, e questo per loro è un fattore motivazionale molto importante. Ora, spezzo 2 lance rispetto all'attività di didattica di laboratorio. La prima è che la didattica laboratoriale è diversa dall'aula disciplinare. L'aula disciplinare è l'aula che per disciplina ha un asset specifico.
Quindi il laboratorio di scienze è un'aula disciplinare in cui all'interno avrò tutta la strumentazione per fare pratica di scienze. Il laboratorio artistico avrò tutti gli pennelli, carte, supporti per fare attività artistica. Ma è diversa la didattica laboratoriale dall'aula disciplinare. All'interno dell'aula disciplinare io posso fare didattica frontale, posso mettermi lì e dire ragazzi, ok, vi spiego come avviene, che ne so, che cos'è una profasi in una cellula, glielo spiego e poi gli dico ok, guardatelo al microscopio. È didattica frontale. All'interno di un'aula disciplinare io posso fare didattica laboratoriale, sì, inverto, quindi ragazzi, che cosa vedete nel microscopio? E lì ovviamente c'è un momento di ilarità, un momento di scoperta, un momento di domanda, un momento di boh, ok, c'è di tutto. E da quello che emerge poi tiro le somme in maniera diversa, anche facendo dei confronti. La didattica laboratoriale può essere fatta anche in ambienti che non sono aule disciplinari. Noi possiamo fare didattica laboratoriale nelle classi dove tutti i giorni siamo. Non devo per forza avere uno spazio dedicato. Posso farlo anche tra i banchi che normalmente costituiscono la didattica frontale, anche se buona pratica è quella di cercare di creare degli aspetti, degli asset all'interno di quell'aula un po' più funzionali alla tecnica che uso. Quindi a seconda delle tecniche poi ci daremo dei consigli. Se atto un circle time, voi l'avrete già sentito questo nome? Voglio vedere qualche sì o qualche no, ok, perfetto. Allora il circle time è ovvio che è meglio che sposto i banchi a lato per mettere le sedie in cerchio al centro, se mi dà spazio, o creare una modalità in cui raggruppo i banchi al centro e metto loro sul profilo dell'aula, ma assolutamente devo avere la circolarità ed è ovvio che a quel punto diventa importante spostare i banchi. Seconda lancia che spezzo è che non è che adesso dobbiamo fare didattica laboratoriale dal 1° di settembre al 10 di giugno, tutti i giorni, sempre. La didattica laboratoriale diventa un innesto che io devo fare all'interno della mia didattica, dello sviluppo dei miei progetti con i ragazzi e diventa un momento per loro di crescita anche delle competenze trasversali e di autoconsapevolezza. Significa che nel momento in cui io ricavo durante la settimana 3-4 ore, anche in discipline diverse, in cui i ragazzi possano sperimentare l'apprendimento attraverso la didattica laboratoriale, io sto dando a loro veramente tantissimo valore aggiunto. Non dobbiamo pensare che adesso devo stravolgere il mio programma dall'inizio alla fine, perché uno, come dicevamo prima, questo spaventa, perché non abbiamo ancora tutto già incasellato, programmato e fatto, e ci permette di arrivarci anche per gradi e soprattutto perché permette ai ragazzi di sperimentare più cose anche oltre il concetto di laboratorio e di didattica laboratoriale. Quindi è buona pratica inserirlo anche in più discipline in maniera proprio trasversale e continuativa piuttosto che fare un mese di didattica laboratoriale e poi dimenticarci per il resto dell'anno che esiste questa pratica. Meglio proprio andarlo a dosare durante tutto l'arco dell'anno, quindi non in maniera così massiva. Quando parliamo di didattica laboratoriale, importante è il cosa e il come andiamo a farla. Io parlo a random, ma vi chiedo di bloccarmi perché avete capito che la chiacchiera non mi manca. Quando avete dei dubbi, fatelo pure con la massima tranquillità. Allora, parlando del contenuto, di che cosa io nella didattica laboratoriale in maniera preferenziale dovrei fare per innovarla, assolutamente il concetto chiave è l'interdisciplinarietà e la curiosità. Angela ve lo diceva la volta scorsa che è fondamentale andare a toccare più discipline con l'intervento della robotica in classe. La robotica ci permette non solo di lavorare sulle STEM, che sono appunto le materie più scientifiche, matematiche, ma ci permette di lavorare anche su materie che hanno un taglio umanistico, che hanno un taglio creativo. Sempre più si parla non tanto di STEM, ma di STEAM, hanno aggiunto una A ultimamente, che significa andare proprio ad arricchire il concetto più specifico delle materie scientifiche con un lato artistico importante.
Quando noi parliamo appunto di che cosa devo trattare a livello di contenuto, è importante che noi tocchiamo tante cose diverse da tante angolature diverse e non un unico elemento, ma tanti piccoli elementi che possono ruotare nello stesso identico concetto. Se parlo di una tematica che adesso magari spesso si sente nelle scuole parlare magari ecco, di discriminazione piuttosto che parlare a livello di differenze donna-uomo oppure di altre attività che si fanno, ecco che affrontarla a 360 gradi da diverse angolature, da diverse discipline, permette ai ragazzi di andare a sviluppare quelle competenze fondamentali che oggi ci chiede l'Unione Europea, ma anche i nostri movimenti delle avanguardie educative, che è il pensiero critico, quindi la capacità di andare proprio a cogliere gli aspetti importanti da tanti punti di vista, l'open mind, quindi il fatto che una cosa non ha un unico punto di vista, ma ne può avere diversi punti di vista. E proprio perché un aspetto può essere visto a 360 gradi, mi permette di allenarmi a creare interconnessioni. Le interconnessioni è la capacità di capire che una cosa che sembra slegata dall'altra, in realtà c'è un filo rosso conduttore che in qualche modo gli dà senso. Ed è importantissimo per il problem solving e il pensiero divergente. Se io abituo i ragazzi a pensare fuori dagli schemi, in maniera non preconfezionata, e di cogliere dinamiche che sembrano molto diverse tra loro e di trovarci un senso, gli diamo gli strumenti per affrontare un mercato come quello che è oggi, che è estremamente volatile, ambiguo e incerto. Quindi un mercato che viaggia su dei binari che nemmeno noi possiamo immaginare. E quando dico questo è perché effettivamente, se noi pensiamo alle professioni che sono state stimate come professioni emergenti per il 2030, quindi quando i nostri ragazzi saranno nella piena età evolutiva, lavorativa, ecco, ci sono delle professioni che a me hanno fatto sorridere quando le ho lette, che è, che ne so, il turista, la guida turistica interspaziale. Ho detto, ok, devono aver preso qualche sostanza stupefacente per elaborare questa cosa un po' strana. E in effetti, se voi pensate a Jeff Bezos che fa a gara con Elon Musk per lanciare i missili con all'interno i VIP che vogliono farsi il giretto nello spazio, abbiamo già iniziato. Pensate che nel 2010 hanno stimato che nel 2030 una delle professioni emergenti è la professione che riguarda il guardiano dei periodi di quarantena. 2010. Nel 2020 noi abbiamo avuto l'emergenza Covid con periodi di quarantena. Se nel 2010 qualcuno avesse cominciato a studiare quali sono le buone pratiche per creare dei periodi di quarantena in sicurezza per le persone e permettendo all'economia di non fermarsi, di non avere tutti questi disagi psicosociali che vivono i nostri ragazzi, probabilmente nel 2020 sarebbe stata la persona più pagata al mondo. E invece nel 2020 ci siamo trovati scoperti di queste competenze. Ecco che dare ai ragazzi stimoli diversi permette di lavorare un domani con una mentalità open, di interconnessione. Ora, voi siete molto più bravi di me a farlo, ma vi porto alcuni progetti che sono stati fatti e che ho trovato molto belli, come spunto che magari può essere arricchente anche per noi. Allora, uno dei progetti che è stato fatto in una scuola superiore, adesso vi condivido magari anche come risorsa, perché ce l'ho in PDF proprio come struttura e lo potete trovare all'interno di Avanguardie Educative assieme ad altri centinaia di progetti, è il classico Leonardo da Vinci. Ora, Leonardo da Vinci, trito e ritrito, ormai l'abbiamo sentito in tutte le scuole ed è un progetto che va a continuamente essere utilizzato, soprattutto poi, dato che qualche anno fa c'è stato il 500° della sua morte, se non erro, e quindi è stato ripreso in maniera importante. Ora, che cosa ha fatto questa scuola per creare quella curiosità che non ho letto nella slide ma c'è? Hanno stimolato i ragazzi lanciandogli una sfida, ossia, laboratorio di scienze, creiamo il profumo di Leonardo.
Ora, i ragazzi hanno dovuto inventarsi, fare delle ricerche storiche, culturali, ma anche geografiche rispetto alla flora di quel periodo, per andare a capire che tipo di profumo poteva essere il profumo di Leonardo. E da qui hanno costruito un progetto interdisciplinare che passava tramite le materie di italiano per quanto riguarda la ricerca delle parole, per poi fare uno storytelling per vendere questo profumo, poi farlo in inglese a respiro più internazionale, poi per fare in matematica e in fisica un tubo che misurasse la densità di tutta una serie di cose. Quindi hanno creato un progetto estremamente curioso su un tema estremamente classico. Altro esempio che ho trovato simpatico è quando hanno fatto in una scuola media, ad esempio, sono partiti da Masaru Emoto. Voi lo conoscerete, Masaru Emoto ha fatto tutta una serie di studi su come cristallizza l'acqua a meno 4 gradi quando è sottoposta alle vibrazioni di alcune parole, e Masaru Emoto ha dimostrato che un'acqua sottoposta a vibrazioni di parole positive cristallizza, come vedete nell'esempio, sottoposta a parole negative cristallizza in maniera completamente disfatta e senza una forma precisa. E qui hanno lavorato con un laboratorio, proprio con un'esperienza. Presa una mela tagliata a metà, messa in 2 contenitori identici, quindi lavati nello stesso modo, della stessa dimensione, messi sullo stesso scaffale, stessa luce, stessa umidità, stesso calore, in uno la parola amore, in uno la parola odio. Dopo 10 giorni quello con la parola amore aveva la mezza mela intatta, quello con la parola odio la mezza mela marcia. Perché? E da questo perché hanno cominciato a collegare tutta una serie di esperienze con il laboratorio di scienze, esperienze di riproduzione grafica 2D con il laboratorio con tecnologia, le esperienze sul significato delle parole e la semantica in italiano, ma anche in inglese. Felicità in italiano ha un'origine semantica etimologica diversa da happiness in inglese, in cui happen ha una origine diversa, e quindi hanno collegato, che ne so, musica alle vibrazioni delle parole. La vibrazione in scienze torna nell'orecchio, fa vibrare quindi il funzionamento del timpano, e da lì hanno creato progetti che hanno creato curiosità. Che cosa attira i ragazzi per dargli questo stimolo? Anche elementi che sono nel loro quotidiano ed elementi che loro spesso vedono passare tantissimo nei loro smartphone. Un esempio proprio recentissimo, e girano un sacco di meme oggigiorno, è lo schiaffo di Will Smith. Lo schiaffo di Will Smith apre tantissimi argomenti interdisciplinari legati a un tema di cittadinanza attiva, e parte da un qualcosa che loro vedono tutti i giorni e ridono, ma non danno un significato concreto all'importanza di un gesto di questo tipo. Oppure al Ronaldo della situazione, calciatore famoso, amato o odiato soprattutto dai ragazzi che amano il calcio, che spostando 2 bottigliette di Coca-Cola ha fatto furore l'estate scorsa. Quindi io devo contestualizzare, devo portare gli argomenti che i ragazzi amano perché parlano il loro linguaggio, e da lì costruire sempre di più a livello interdisciplinare. Cosa serve? Un team di docenti affiatati. Se io non ho un team di docenti affiatati disposti a mettersi lì 1 ora a settimana e a dire ok, io potrei trattare questo tema e andarlo a proporre ai ragazzi e creare un filo logico, ecco, se manca questo non possiamo fare didattica come ce lo propone appunto a livello europeo. In tema di come fare didattica, quindi non il cosa ma il come, qui è un pochino più una sfida, perché fare didattica laboratoriale partendo dall'esperienza significa fare in modo che ciascun ragazzo viva la didattica e l'apprendimento a seconda della sua modalità. E qui so che comincia a diventare impegnativo. Quando abbiamo un'aula di 30, 25 ragazzini, pensare che dobbiamo cercare di dare a ciascuno di loro uno strumento che parta dal loro modo, ci viene da dire che è impossibile, perché non possiamo gestirli. Ecco perché la didattica frontale non può aiutarci in questo, perché ergo il contenuto in 1/2 modalità, ma questo non mi aiuta a
andare soprattutto verso quelle modalità che sono molto più corporee o molto più emotive o hanno esigenze molto diverse. Ma a partire dal laboratorio, quindi a modo mio, sperimento questa cosa e arrivo alla soluzione, ecco che allena la proattività dei ragazzi, la capacità di mettersi in gioco, di affrontare le sfide, e ogni volta che loro vedono che mettendo in campo le loro risorse ottengono un risultato efficace, questo aumenta la fiducia che loro hanno in se stessi. Aumenta la collaborazione perché condividono le informazioni e gli dà quel senso di autonomia, ossia all'interno di una specifica norma di regole che servono per fare l'attività, ho lo spazio per muovermi liberamente. Ecco che maturano l'autonomia. L'autonomia e la fiducia in sé sono i due elementi cardini per costruire identità. Se io non gliela do, i ragazzi non la costruiscono. Quindi è molto importante che io gli dia degli spazi entro i quali loro possono in maniera autonoma prendere delle decisioni, con dei paletti ovviamente che limitano le attività. Parlare di questo significa affrontare il tema della biodiversità. Biodiversità intesa proprio, come dicevamo all'inizio, il fatto che ogni classe è un ecosistema a sé, ogni classe è una sorta di serra nella quale noi abbiamo tante piante diverse, alcune hanno bisogno di luce, altre no, alcune di acqua, altre no, altre di caldo, altre di freddo, abbiamo una diversità importante. Ed ecco che qui è per noi fondamentale chiederci: ma che tipo di pianta sto coltivando? A chi mi devo rivolgere? Chi ho davanti? Che necessità ha? Che bisogni ha? E non è facile. Quello che possiamo fare sicuramente è adottare un grande spirito di osservazione dei nostri ragazzi. Cominciare ad osservarli quando vengono posti in sfide diverse e vedere che tipo di ritorno ci danno. Vi accorgerete che ci sono dei ragazzi molto bravi in alcune modalità, altri che non ce la fanno in quelle modalità, ma messi in situazioni diverse danno il meglio di loro. A livello di orientamento, come vi diceva Gloria, io sono un orientatore di sistema oltre che una career guidance. Quello che spesso succede è che l'approccio più utilizzato per cercare di lavorare sulla biodiversità è un approccio che conoscerete molto bene perché ce l'ha introdotto non tantissimi anni fa, se pensiamo che la didattica parte ancora prima del 1900, ce l'ha introdotto Gardner negli anni 70. Gardner ci parla di 9 diversi tipi di intelligenza, 9 diversi metodologie di funzionamento metacognitivo della nostra mente attraverso il quale noi apprendiamo più velocemente o meno velocemente. Posto che ce li abbiamo tutti, alcune sono degli asset forti per noi, altri sono degli asset deboli per noi. Che cosa vuol dire fare didattica laboratoriale? Dare la possibilità ad ogni ragazzo di esprimersi attraverso la modalità che per lui è più funzionale. Voglio spendere un esempio su questo perché come coach mi capita spesso di seguire ragazzi che sono in abbandono scolastico o in fase di fallimento scolastico, quindi in difficoltà. E ultimamente ho seguito una ragazza, terza superiore, che si trovava a dover affrontare proprio un cambio della materia di indirizzo a livello proprio di professore. I primi 2 anni aveva ottimi risultati, per cui aveva cresciuto la fiducia in se stessa tantissimo. Cambio di professore al terzo anno, succede qualcosa che la demotiva, tanto da farle credere che forse ha sbagliato indirizzo. Ora, in quest'ottica a volte, purtroppo dico molto spesso, mi capita che le famiglie mi chiedano un pochino da fare da ponte tra le modalità che il ragazzo usa per apprendere e la scuola, perché alle volte non riescono ad avere questa visione a 360 gradi del ragazzo. Ho incontrato la professoressa che si occupa ora di questa materia grafica e nel confronto proprio sono emerse delle cose che riguardano molto la modalità di cui stiamo parlando. Una ragazzina estremamente socievole che ha continuamente bisogno di stare con gli altri, insegnare agli altri perché è molto intuitiva anche nei programmi grafici,
è molto smart a livello di testa, ci arriva subito e quindi diventa veloce nel fare, poco accurata perché per lei è molto più importante la relazione. Si ritrova con una professoressa che mi dice: signora, questa ragazzina si trova di fronte, gli diamo un compito, dopo un quarto d'ora la vedi girare per la classe. Non porta a termine le consegne in maniera puntuale, non finisce fino in fondo, non è precisa, non è ordinata. Per fare il lavoro del grafico bisogna portare a termine, essere precisi, puntuali e avere tutto in ordine. Ora, nel mondo del lavoro esistono tanti tipi di grafici. Esiste il grafico creativo che lancia le idee, esiste il grafico strategico, che è quello che studia le ricerche di mercato per poi fare un prodotto ad hoc, esiste quello che si occupa di neuromarketing, quindi marketing emozionale, colpisce perché genera emozioni negli altri. C'è chi testa il prodotto nel mercato attraverso dei focus group per avere un ritorno, e c'è il marketing operativo, cioè quella persona nerd davanti al computer che inserisce, sta lì ed è preciso e puntuale. Ed ecco che se io dico a una ragazzina che il suo modo di essere grafico non è giusto, io in qualche modo le sto privando di capire da quale angolatura diventare grafico, perché possono esserci di tanti tipi. E quello che succede è che una mentalità come quella logico-matematica di questa professoressa, inquadrata, si porta a termine, rigore, non va d'accordo con l'interpersonale di una ragazzina che quando gli parli dice: ma io dopo un quarto d'ora ho già finito di fare le cose, sono semplici e quindi vado a vedere perché i miei amici che non hanno capito mi chiedono una mano con i programmi. E quindi in maniera assolutamente inconsapevole sta facendo peer education, che è un metodo di innovazione didattica tra l'altro, e non è capita. Attenzione che siamo esseri umani, noi in primis professori, per cui noi partiamo sempre dal nostro funzionamento e la sfida per noi diventa quella di cominciare a capire che se per me quella modalità non è corretta, forse c'è qualcosa di buono e di giusto anche nelle modalità degli altri. Che non è vero che per essere bravo in matematica, bravo in italiano, bravo in scienze, bravo in artistica o tecnica devo usare il mio metodo, altrimenti come professore io sto colmando una serie di soldatini a immagine e somiglianza del mio metodo. Sto coltivando in una serra un unico tipo di pianta e qui non stiamo facendo bene il nostro ruolo. Quindi dobbiamo assolutamente cominciare noi per primi a dirci: ok, questa cosa non mi torna, però open mind, esploro, magari imparo anch'io qualcosa. Ed è in questo modo che noi andiamo proprio ad arricchire i ragazzi di quelle competenze che è l'imparare ad imparare. Se io imparo che funziono bene nell'interpersonale, vuol dire che dovrò fare un ruolo che mi porta a contatto con le persone, ma che lavorare in gruppo, lavorare con il compagno mi arricchisce. Se sono un intrapersonale, fammi lavorare da solo, dammi il mio spazio, dammi il mio tempo, non mi mettere in gruppo sarò la persona muta che se ne sta dietro e quindi questo non aiuta assolutamente. Puoi spiegare la differenza tra intrapersonale ed interpersonale? Yes. Allora, un'intelligenza interpersonale è legata a quelle persone che hanno bisogno della condivisione con gli altri, amano stare con gli altri, hanno una forte capacità di capirne le emozioni, di capirne gli stati d'animo, di entrare in comunicazione efficace e per loro la collaborazione con gli altri significa tasto on nel loro funzionamento. Se mi fai collaborare con gli altri mi accendo, perché nell'interscambio funzionano alla grande. L'intrapersonale invece è esattamente l'opposto. Sono quelle tipo di intelligenza che ci porta molto all'ascoltare noi stessi, i nostri bisogni, le nostre emozioni, che cosa ci succede dentro. Quindi non esploro il mondo esterno come fa l'interpersonale, ma esploro il mondo interno. E per farlo ho bisogno di spazi di solitudine, ho bisogno di momenti per conto mio. L'intrapersonale matura le proprie decisioni da solo. Qual è l'inghippo? Che una volta che ha deciso un intrapersonale è testardo, non lo schiodi. L'interpersonale matura la sua decisione nel confronto con gli altri,
per cui diventa molto più flessibile nella scelta e meno impositivo. Ed ecco che anche qui, quando io devo fare delle attività, se devo coltivare entrambe le intelligenze, dovrò fare che la stessa attività ha dei momenti di lavoro singolo e dei momenti di lavoro in gruppo. Allora sto aiutando entrambi le tipologie a fiorire. Altrimenti, se faccio solo gruppo o solo singolo, in quel momento io sto in qualche modo buttando una risorsa che è importante per l'altra parte. Spero di averlo spiegato correttamente, Sara. Ok. Altro aspetto importante, e poi ci prendiamo anche dei momenti di riflessione. Vi fa una bella attività, vi do come consiglio per esplorare le intelligenze dei ragazzi. Si chiama la mongolfiera, non so se l'avete mai sentita, è la metafora della mongolfiera. È bello farlo partendo da arte, perché poi con arte si può costruire proprio una mongolfiera, a livello anche artistico ci possono mettere le loro decorazioni. E la mongolfiera è un po' il pallone sopra, che è una sorta di risorsa che io ho che mi fa andare in alto, e quindi tutto ciò che per me è potenzialità, tutto ciò che è il mio funzionamento, mentre nel cesto sapete che ci sono i sacchi di sabbia, che sono le zavorre. Cosa ci tiene incollati a terra e non ci permette di volare. Lavorare con i ragazzi su questa metafora gli permette proprio di cominciare attraverso varie attività che possono essere anche legate al writing and reading, quindi leggere qualcosa di interessante di qualcuno, oppure attraverso attività di confronto. Molto bello fare le interviste. Intervista a 5 amici, intervista ai genitori, intervista e chiedigli in cosa sei veramente bravo. Gli permette di cominciare a dire come riempio il mio pallone, che cosa mi tiene giù. Questo a loro crea consapevolezza, a voi strumento di lettura dei ragazzi. Quindi sono risorse importantissime per poi creare i vostri laboratori didattici. Ed loro si divertono se la devono costruire e gli porta molto pensiero, e per voi proprio è risorsa, quindi è una metafora molto carina da poter usare. Un altro aspetto importante, sempre legato alla biodiversità, ogni tanto controllo l'ora se la Gloria mi uccide, ok, ma ci siamo solo nell'orario, è quella che oggi prende sempre più piede attraverso quello che è il concetto di world cognition, l'avrete sentito immagino, ossia il fatto che noi non possiamo tenere slegata la cognizione, quindi l'apprendimento dall'emozione. Il cervello umano registra in maniera forte, come dei solchi indelebili, le emozioni che noi proviamo, e nelle emozioni aggancia i significati e gli apprendimenti. Che cosa vuol dire? Che se io apprendo con un sentimento o un'emozione che mi crea malessere, senso di disistima, senso di incapacità, senso di inadeguatezza, inferiorità rispetto ai compagni di classe, ogni volta che io cerco di far emergere quel astratto cognitivo, quindi quell'informazione, necessariamente c'è agganciata l'emozione. Solo che il nostro cervello limbico è più forte del nostro cervello cognitivo e il nostro cervello limbico dice: non la voglio, non voglio tirare fuori il peso, non voglio risentire quel malessere. E quindi cosa fa? Tira indietro e non permette alla cognizione di uscire come concetto. Se io invece apprendo con benessere, con senso di stima, di appagamento, con senso di capacità di riuscirci, ecco che ogni volta che tiro fuori quell'apprendimento, tiro fuori questa emozione positiva, mi dà carica, e questo mi permette di esplorare il mondo dell'apprendimento anche da un punto di vista emotivo. Ora, non so se seguite o alcuni di voi l'avranno sentita nominare, che è la dottoressa Lucangeli, che quindi si occupa di apprendimento. Io vi consiglio di leggervi questo bellissimo e piccolissimo libro, tra l'altro, che sono le 5 lezioni sull'emozione di apprendere. Troverete tantissimi spunti di che cosa vuol dire fare una didattica calda, che permette ai vostri ragazzi proprio di soddisfare tutta una serie di bisogni che loro manifestano e che sono bisogni legati alla loro determinazione e bisogni che Eric Berne definisce le fami che i ragazzi possono avere, ma che in realtà abbiamo tutti anche noi adulti.
Ora, nella self-determination theory io devo in qualche modo soddisfare, quando faccio didattica, il bisogno di relazione dei ragazzi, soprattutto nell'età in cui il gruppo dei pari è il loro punto di riferimento. E quindi devo fare in modo che i ragazzi possano vivere il fatto di sentirsi parte del gruppo, di sentire che possono aiutare ed essere aiutati dal gruppo. Hanno bisogno di competence, devono sentire che loro mettono in campo delle risorse, delle loro capacità e che queste capacità portano risultati efficaci. Il senso di efficacia è fondamentale per far crescere la fiducia che hanno in loro stessi, e hanno bisogno di autonomia, uno spazio sicuro e regolamentato entro il quale muoversi liberamente, sentirsi i protagonisti delle scelte che prendono. Dall'altra parte è importante che noi diamo stimoli, perché i ragazzi hanno fame di stimoli. Prima, quando vi ho chiesto che cos'è per voi innovare la didattica, qualcuno mi ha scritto che appunto è dare nuovi stimoli. E i ragazzi ne hanno un bisogno tremendo, tant'è vero che Bern la definisce fame, una fame che deve essere assolutamente soddisfatta. Come? Attraverso sfide. I ragazzi amano le sfide a più livelli, con più intensità, non necessariamente competitive, ma sfide nelle quali mettersi in gioco. Altra cosa, i ragazzi hanno bisogno di movimento. Cosa vuol dire? Vuol dire che anche durante le nostre lezioni di 50 minuti non possiamo pensare di strutturare una lezione in un'unica modalità. Il movimento è uno stimolo visivo, la parte motoria, la parte proprio di movimento, che può essere un movimento fisico, ma anche un movimento di voce o un movimento legato alle modalità con cui interagiamo, crea nei ragazzi quello che è lo stimolo. Una lezione monotona li spegne dopo 10 minuti, non dopo 50 minuti, parliamoci chiaro, in questa fase d'età. Se io parlassi per tutta l'ora con questa voce qua, con la stessa cadenza, lo stesso ritmo, e vi spiegassi i concetti così, in questa modalità, senza mai cambiare, probabilmente dopo un po' vedrei molti sguardi sopiti. Perché? Spengo lo stimolo. Come creare stimolo quando io ho una lezione anche frontale? Allora, una buona tecnica che vedo utilizzare è alternare o dividere la lezione in 3 parti. E quindi una prima parte può anche essere frontale, un'altra parte può essere un lavoro di gruppo in cui l'insegnante gira tra i banchi. Mi raccomando, non rimanete seduti alla vostra cattedra. La terza attività può essere magari o una restituzione in cui i ragazzi vengono davanti e fanno un po' di public speaking, oppure può essere un'attività che noi organizziamo a livello di, a questo punto, intelligenza intrapersonale o qualcosa che ci inventiamo. Altra modalità che è simpatica è spezzettare l'attività e fare pausa ogni 20 minuti attraverso un momento di rimessa a fuoco dei concetti. Sapete che il tempo di attenzione, ce lo insegnano le varie discipline, è circa 20 minuti. Se noi superiamo questi 20 minuti abbiamo un calo. Quindi dopo 20 minuti, che ne so, scrivere su un foglio bianco all'inizio la domanda, che è una serie di domande relative a concetti di ripasso, poi, che ne so, chiedere ai ragazzi, far girare il foglio, i ragazzi cominciano a scrivere da sotto. Quindi scrivono la risposta, girano il foglio. Arriva il compagno che non vede la risposta, scrive la sua, rigira il foglio, nel senso di creare delle piccole pieghe andando verso l'alto. Alla fine si va a srotolare il foglio e si va a vedere rispetto a quella domanda che cosa ne ha capito la classe. Ecco che questo a volte fa sorridere perché vengono fuori cose diverse, ma permette a voi di capire i concetti come sono arrivati. Ed è una piccola tecnica che può essere utilizzata. Oppure il ripasso a 2, quindi io prendo appunti mentre la prof scriva, tu prendi appunti mentre la professoressa scrive, a fine ci scambiamo i quaderni e io vado a vedere che appunti hai messo e tu vai a vedere che appunti hai messo, se sono uguali, oppure li completiamo. Ecco che diventa peer education, quindi un'educazione tra pari, attiva la relazione e permette a loro di dare dei momenti di pausa e quindi di inserire proprio piccole cose che sono laboratoriali come concetto. Interrompetemi se avete bisogno di approfondire. Un aspetto importante per lavorare, un altro esercizio per lavorare sulla capire un po' quali sono i bisogni,
a livello emotivo, a livello di fame, a livello di bisogno di relazione competence, può essere quella che un po' viene chiamata in gergo come scelte di coraggio. Si può partire, io ho preso l'immagine di Matrix, pillola blu o pillola rossa, è già una scelta di coraggio, ma può essere da Spider-Man con la grande frase che è ogni grande potere porta grandi responsabilità, può essere sliding doors, quindi se scelgo la porta non la scelgo. Possono essere contesti più classici, quindi grandi personaggi storici che hanno fatto delle scelte nella loro vita, oppure più moderni. Qui dovete trarre la classe. Al che, una volta evidenziato che cosa hanno fatto, che cosa sarebbe successo se non facevano quella scelta, che tipo di risorse hanno messo in campo, che tipo di rinunce hanno fatto, quindi mappo qualcosa fuori da me, poi gli chiedo di fare la stessa attività su di loro. Quindi qual è la vostra scelta di coraggio? Che cosa potreste scegliere? Che cosa succede se lo scegli? Che cosa succede se non lo scegli? In seconda barra terza media, che cominciano a orientarsi a livello di scelte, un'attività di questo tipo vi permette anche a voi di cominciare poi anche a dare magari degli spunti orientativi un po' più concreti, perché cominciate a vedere: vorrei fare questo, ma non lo scelgo perché. E quindi è una tecnica anche qui per conoscere meglio. L'obiettivo vostro è conoscere chi avete di fronte, l'obiettivo loro è imparare a conoscersi in questa fase di bioserra. Allora, strumenti. Tutto chiaro fino a qui? Vedo che qualcuno ha rinunciato ad essere coraggioso a rispetto di webcam, ma qualcuno ha tenuto duro, quindi Posso vai. chiedere una cosa? Dimmi. Prima ha fatto riferimento a un libro, le 5, se può ripetere, Sì. così prendo nota, grazie. Eccolo qui, non so se lo vedi storto con la webcam o se lo vedi dritto. Poi io ve li passo tramite Gloria, vi farò avere una sorta di bibliografia, di spunti, poi quello che più vi risuona e magari è sicuramente quello da cui partire, che può essere interessante per analizzare. Ne ho di diversi tipi. Un altro di bello che riguarda le soft skill è Alberto Pellai, ormai voi lo conoscete perché è un grande, e ha fatto un libro che si chiama Destinazione Vita Life Skills. Perché è bello? Perché alla fine vi dà un sacco di spunti pratici, film, libri da vedere con i ragazzi, attività da fare con i ragazzi. Quindi io li chiamo libri risorse perché qui dentro vi agevola la vita, non dovete creare voi, ma trovate spunti interessanti. Quindi vi passerò una serie di libri, oltre che a quelli che magari poi vedete proiettati anche qui. Allora, cassetta degli attrezzi. Che cosa vediamo esistere oggi a livello nazionale ed internazionale? Io ve li sparo tutti, sia quelli che sono modelli didattici che approcci didattici. Ne esistono anche altri, ma alcuni per me sono ripetitivi, quindi ho preso quelli che più tornano. Sicuramente alcuni li avete già visti, alcuni ne avete già sentiti parlare, altri magari li usate ma non sapete che si chiamano così, quindi la cosa bella è che a volte intuitivamente ci arriviamo, e sono delle modalità che noi possiamo utilizzare all'interno della didattica. Vi faccio una carrellata veloce e ve li raggruppo, e quello che vi consiglio poi è di andarveli a vedere in maniera più approfondita. Vi darà una risorsa importante dove avete tutto il panorama di quello che può essere questo tipo di modalità e di cassetta degli attrezzi. Allora, didattica per scenari è un po' il must di Indire, nel senso che Indire sta spingendo molto su questa tipologia, su questo modello didattico, che parte proprio dal elaborare uno scenario che può essere uno scenario oggi concreto esistente. Sulla base di questo scenario il docente si crea quella che loro chiamano la learning story, quindi quello che è il percorso che vuol far fare ai ragazzi, che deve essere contestualizzato alla tipologia di classe che io ho davanti. Quindi lo scenario è generale, ma la mia learning story, l'attività va contestualizzata rispetto a chi ho in classe. E da questa learning story, quindi voglio che apprendano questo, tiro fuori delle attività, le learning activities. Quindi è una modalità proprio che parte da una contestualizzazione generale per poi calare i ragazzi attraverso delle attività concrete alla sperimentazione. Ci sono dei bellissimi
primi esempi proprio di didattica per scenari all'interno di Indire e proprio del movimento che riguarda proprio l'innovazione didattica come risorse che potete tranquillamente scaricare, ed è uno degli aspetti che sta prendendo molto piede in questi anni proprio perché è contestualizzato, quindi non parte da un concetto astratto ma da una realtà, da uno scenario che i ragazzi possono vivere. Gli episodi di apprendimento situato per molti versi sono simili alla flipped classroom. Ora, anche qui si tratta di dare ai ragazzi una sorta di partire da un compito di realtà, quindi un qualcosa che effettivamente esiste come sfida nel quotidiano, anche se non è una sfida che loro tutti i giorni affrontano, non è un compito di autenticità ma di realtà, e i ragazzi prima vengono chiamati in maniera assolutamente autonoma a imparare determinati concetti ed affrontare un tema. Può essere che lo fanno a casa, gli diamo un video, gli diamo una cosa da leggere, loro apprendono, cominciano a maturare il concetto per poi essere portati in aula e apprendere, e soprattutto gli episodi di apprendimento situato prevedono che alla fine ci sia un elaborato di tipo digitale nella maggior parte dei casi, anche se non è obbligatorio, e quindi sono chiamati a creare qualche cosa che sia contestualizzato a quello che hanno appreso in maniera autonoma a casa, e poi nell'ultima fase il docente tira fuori gli insegnamenti per creare in maniera astratta il concetto. La flipped classroom è molto simile, anche se salta o non necessariamente prevede che ci sia poi un momento finale in cui il docente crea l'astrazione del concetto appreso, e inoltre la flipped classroom non prevede necessariamente un elaborato di tipo digitale. Flipped vuol dire inversione. Cosa vuol dire? Che se solitamente la didattica prevede che in aula io spiego e a casa i ragazzi fanno l'esercizio, flipped è il contrario. A casa i ragazzi apprendono la teoria e in aula i ragazzi fanno solo esercitazione con la supervisione del professore. Quindi si creano dei micropillole molto contestualizzate, che possono essere dei video, meglio dei video che non delle slide, poi vi spiegherò anche il perché, in cui i ragazzi con i loro tempi, con i loro modi, ascoltandolo una volta, ascoltandolo 10 volte, vanno a vedersi quel concetto, tornano in classe, c'è un tempo dedicato al non ho capito come si fa, me lo rispiega, perché magari hanno bisogno di integrare, e tutto il resto del tempo aula è dedicato alla pratica. E quindi ho qualcuno che, mentre cerco di mettere in pratica la teoria che ho ascoltato, che ho cercato di imparare, ho qualcuno che mi segue e mi aiuta con la concretizzazione. È un'inversione proprio dei ruoli. Ed è anche questa una pratica che sta prendendo molto piede in Italia a livello di innovazione didattica. Service learning è un concetto che porta i ragazzi fuori dall'ambiente scolastico, perché li porta a fare delle attività di servizio sul territorio. Ora con FabLab ne abbiamo anche appena conclusa una, in cui i ragazzi di terza superiore sono stati chiamati ad fare delle attività in aula con dei formatori esterni per andare poi ad insegnare agli over 65 come utilizzare la tecnologia. Quindi hanno avuto un momento in cui i ragazzi con attività di volontariato hanno messo in pratica tutta una serie di insegnamenti teorici attraverso proprio il volontariato e il servizio alla cittadinanza nel territorio. Un altro esempio l'hanno fatto a Castelfranco con l'associazione Kiribiri, non so se l'avete mai sentita, si occupa anche qui, vanno a volte a ritinteggiare le panchine nei parchi, oppure vanno a raccogliere appunto i rifiuti. Con le medie di Castelfranco li hanno sensibilizzati sulla pulizia delle mura di Castelfranco, quindi hanno fatto delle attività proprio mirate a questo tipo di attività. I ragazzi imparano il concetto di tenere pulito l'ambiente, il concetto di essere utili agli altri, il concetto di rispetto dell'altro e dell'ambiente attraverso delle attività pratiche. Maker Education, ne ha parlato la nostra Angelo Sofia Lombardo la scorsa volta, perché è molto centrata sulla robotica e sul tinkering, quindi l'arrabattarsi in qualche modo nel fare e rifare e nell'errore che diventa risorsa. La didattica maker è una didattica che passa per il fare, necessariamente, quindi molto concreta, molto pratica,
sperimento le cose mentre le costruisco, mentre costruisco le cose divengono e prendono significato, che è molto simile al project based learning, ossia quando noi creiamo dei progetti e questi progetti nascono e muoiono al raggiungimento di un obiettivo, ma sono basati su compiti autentici. Compito autentico che cos'è? È quando io pongo ai ragazzi la risoluzione di un problema reale e concreto che loro vivono tutti i giorni, quindi o comunque che vivono nella loro vita, un qualcosa di tangibile. E quindi loro si trovano di fronte a questo problema e devono mettere in campo delle risorse per riuscire a trovare la soluzione che permetta loro di superarlo. Ed è molto efficace perché passa proprio per l'esperienza vissuta in prima persona. L'approccio didattico, non so quanto tempo ho, sì, vado di corsa con pochi minuti, Gloria, prometto. Allora, non confondete il cooperative learning con il collaborative learning. Collaborare è diverso da cooperare. Collaborare quando i ragazzi li metto in gruppo e gli dico, ragazzi, insieme fate questa ricerca, questa attività. La collaborazione prevede invece che ciascun ragazzo abbia all'interno dell'attività il proprio ruolo e abbia la propria parte. Questo allena la responsabilità, alla mutua responsabilità. Se io non porto il mio contributo, tutto il gruppo ne risente e quindi li responsabilizza tantissimo. È molto meglio un'attività di cooperative learning che non un'attività di collaborative learning. Circle time, prima ho visto molte teste fare sì, e quindi è la condivisione in cerchio attraverso delle regole strutturate. Ecco, nella circle time è molto bello fare storytelling. Perché? Perché nel momento in cui io faccio iniziare una storia ad una persona, quella che è il testimone, poi la persona passa a caso, mi raccomando a caso il testimone, la persona dall'altra parte deve continuare la storia dal punto in cui la prima persona l'ha interrotta. Allena la capacità di ascolto, che non è scontata, perché i ragazzi spesso non si ascoltano. Quindi dicono, ah beh, ma tra 5 persone tocca a me, intanto divago. Se invece io non so quando tocca a me, rimango sul pezzo. E quindi li allena l'ascolto attivo degli altri, una competenza che serve particolarmente poi nel mondo degli adulti. Peer education. Ora, se avete la possibilità, create dei momenti di educazione alla pari. Significa che ci sono dei ragazzi che hanno appreso meglio un concetto che vanno ad insegnare a dei ragazzi che hanno appreso meno quel concetto. Uno, perché quando io parlo con un ragazzo che è alla pari o una persona che con me è alla pari, la modalità di dialogo diventa semplice, diventa immediata, abbattono quelle che sono le frontiere e le emozioni che possono essere contrastanti rispetto all'insegnante, che comunque ha un ruolo all'interno della classe e un'autorità all'interno della classe e genera nel ragazzo necessariamente dei timori. Lì vengono a mancare. E il ragazzo che deve fare da insegnante deve rielaborare il concetto per farlo talmente tanto proprio che riesce a trasferirlo agli altri con semplicità. E questo Edgar ci insegna che è la massima forma di apprendimento. Una modalità più veloce è il debate, no veloce, più anglosassone è il debate, il dibattito. Quindi si vanno a creare rispetto a una tematica diversi gruppi, almeno 2, in cui un gruppo deve argomentare i pro e i contro di un argomento e si confronta in un dibattito finale pubblico con l'altro gruppo che deve argomentare l'esatto opposto o una cosa diversa. Quindi c'è ricerca, perché devo andare a capire le fonti, devo andare a capire l'attendibilità, devo andare a strutturarmi un percorso, poi devo presentarlo e quindi mette in campo tante cose. Di solito c'è una giuria chiamata poi a dire quale delle due ha argomentato meglio e innesca nei ragazzi anche molta attività di sfida che è un motore di accensione per loro. Storytelling, writing and reading so che molti di voi lo adottano anche, ho sentito alcune scuole medie che stanno cambiando i testi in italiano proprio per avere testi che hanno questo approccio, quindi è leggo delle cose e poi le contestualizzo tramite la scrittura e poi ampio attraverso altre letture o leggo i miei di racconti delle mie esperienze e lo storytelling invece è la capacità proprio di raccontarsi agli altri anche in forma digital.
Ora, vi faccio un esempio di come può essere una didattica innovativa che integra tutte queste cose. Tema che alle medie è molto gettonato, discriminazione. Cosa posso fare? Allora, esempio, in realtà lo potete costruire come volete. Potrei iniziare con un flipped classroom, do ai ragazzi a casa da vedere un filmato, leggere un testo, leggere un pezzetto di libro, una poesia, un articolo di giornale, ascoltarsi un pezzo di telegiornale con una notizia che sta girando in maniera completamente autonoma. Poi i ragazzi tornano in classe per fare l'attività pratica e strutturo l'attività pratica che la flipped classroom prevede in aula attraverso il writing and reading. Quindi i ragazzi devono trovare di nuovo delle risorse che posso mettere a disposizione e partire con lo scrivere quello che pensano in modalità assolutamente ampia. Possono anche scriverlo in forma digital, non solo digital perché utilizza strumenti, ma utilizza anche modalità di narrazione che sono tipiche del mondo del digitale. Fatta questa attività potrei fare un debate. Il debate potrei dire, ok, raccolgo quello che vengono come impressioni dal gruppo classe, creo 2 o 3 gruppi classe con i macro argomenti che sono usciti rispetto al tema discriminazione. Meglio se fate il debate con l'inversione dei ruoli. Cosa vuol dire? Mi è capitato in una classe proprio da poco che c'era un gruppo di ragazzi italiani che diceva non è giusto che i professori trattino in modo diverso i ragazzi stranieri perché li agevolano, e i ragazzi stranieri dicevano ma scusa, io non so la lingua, è giusto che mi diano una mano. Inversione dei ruoli, i ragazzi italiani devono far finta di essere loro gli stranieri e trovare le argomentazioni pro e contro di questo sostegno aggiuntivo, e i ragazzi stranieri devono invece far finta di essere italiani e di dire no, questa cosa è discriminatoria nei nostri confronti. Li alleniamo all'empatia, a mettersi nei panni degli altri e a cominciare a vedere quali sono le posizioni diverse. E il debate li porta a cercare informazioni, li porta a lavorare sui concetti, per poi, se possibile, fare un'attività di service learning, quindi nel territorio mettere in pratica delle attività che siano socialmente utili in cui i ragazzi si possono sperimentare. Che cosa andiamo ad allenare? Nella prima, l'intelligenza intrapersonale e l'intelligenza visivo-spaziale, per tutti i ragazzi che hanno bisogno di vedere le cose. Nel writing and reading, la linguistica e l'esistenziale, il porsi domande anche astratte e potenti. Il debate mi porta il logico-matematico per quanto riguarda la ricerca, l'interpersonale per lo scambio, il musicale e la motoria quando faccio lo storytelling e quindi uso le mie capacità musicali a livello di voce. Il service learning, di nuovo logico-matematico perché devo strutturarmi le mie attività anche in termini di tempi, l'interpersonale perché sono a contatto con l'esterno, il motorio e il naturalistico perché lo faccio fuori dalla classe e quindi in ambienti open, con luce, con natura, con aria fresca e in movimento, e quindi vado a colpire un po' tutti. È un esempio, vi faccio un esempio per capire come cominciare a mettere insieme diverse cose in un'unica struttura, in un unico laboratorio. Come risorse vi darò questi link, ma metodologie didattiche, dentro a questo link trovate tutte le metodologie che vi ho citato e di più come innovazione. Non ti sentiamo più. Se avete tempo. Linda, perdona, ci ti abbiamo perso per qualche secondo. Sì, ho visto la telefonata, l'ho chiusa subito. È brutto sbattere il telefono in faccia alle persone, soprattutto se è il marito, vero? Beh, parliamone. Ne parliamo stasera, dai, con lui. Allora, se avete tempo, tra il 20 e il 22 di maggio c'è una bellissima fiera in zona Firenze, si chiama la Didacta ed è la fiera dell'innovazione didattica. Ci sono tantissimi workshop e laboratori per tema, non per singola disciplina ma per tema, che vi portano a sperimentare con tantissimi modi diversi per dialogare con i ragazzi, e ci sono un sacco di risorse aperte, quindi vi do il sito, ma se avete la possibilità andatevi a fare un giro perché è un'occasione che non va sprecata, soprattutto se sentite l'esigenza di innovarvi in termini di didattica. E chiudo con il gioco. Quindi sono andata un po' fuori
vero? Chiudo con il gioco, perché il gioco in realtà è, secondo il mio modo di vedere, lo strumento principe per lavorare con i ragazzi all'interno di una didattica di tipo laboratoriale. Perché? Perché il gioco attiva nei ragazzi tutta una serie di risorse in un'unica attività e quindi li allena veramente a tantissime cose diverse. Intanto c'è il senso di sfida, perché in un gioco io devo sfidare l'altro, a gruppi o a meno, ha struttura, il gioco ha struttura, ci sono delle regole da rispettare, c'è una cornice che devo rispettare, entro la quale mi muovo in piena autonomia, ma ho delle regole in termini di tempi e in termini di modalità. Allena la mia capacità di efficacia. Metto in campo le mie risorse per ottenere quel risultato. Ci arrivo da una parte, ci arrivo dall'altra, da sopra, da sotto, non lo so, ma ci arrivo e li porta a provare e riprovare per capire qual è la modalità che gli permette di ottenere il risultato. Allena la relazione, crea un sacco di divertimento, warm connection, quindi l'emozione calda di cui abbiamo bisogno per fare in modo che si estraggano poi i concetti in maniera fluida. Non abbiamo sempre una concezione di gioco, soprattutto nelle scuole medie, così ampia. Ci sembra che il gioco sia una tipica attività da scuola dell'infanzia, al massimo da scuola primaria. Proprio per spezzare questa lancia vi riporto una serie di libri che sono dei libri che ci aiutano a capire in che modo il gioco, integrato nella didattica, crea una serie di connessioni neuronali e una serie di capacità di apprendimento impensabili per chi non conosce la ludicità consapevole. Ci sono anche dei bellissimi corsi di ludicità consapevole che in un weekend 2, anzi uno dura un anno, un po' più complesso, ma che vi porta proprio a capire come usare questo tipo di gioco. Per chi vuole anche delle idee, ci sono anche delle risorse. Scusa, torno indietro perché vedo qualche cellulare, vai, perché ho stoppato l'immagine, perdonatemi. Ci sono anche dei libri che sono giochi d'aula, che sono laboratori, che sono appunto attività da cui pescare. Attenzione, le attività vanno lette e poi rimodellate in base al gruppo che avete. Non prendetelo come il santo graal, che quello è, così si fa. No, qui entra la vostra capacità di rimodellare l'attività. E vi segnalo una delle persone che sta portando in giro per l'Italia il gioco come fonte di arricchimento nei contesti di apprendimento, ma anche all'interno delle aziende, che è Lucia Verdini. Lei è la fondatrice di Play Factory e quindi è bellissimo il lavoro che sta facendo in tutti i tipi di intervento, dall'educativo a quello appunto più formativo all'interno delle aziende. E poi c'è Relab. Relab è un'associazione che ha come mission quello di educare alla felicità a scuola, dove felicità non è il vado a fare casino, mi sfogo, rido e tiro giù i muri, ma la felicità è il che bello andare a scuola. E quindi è motivazione all'apprendimento, è il benessere all'interno della scuola. Tutte risorse che possono darvi qualche spunto, poi Gloria ve le condivide. Io, come promesso, volevo darvi mezz'ora di chiacchiere vostre, questa volta sono le 36, ho sforato un pochino, spero di non avervi troppo annoiato con la mia parlantina un po' troppo forte a volte. Per cui se avete curiosità, domande, qualcosa che vi frulla per la testa, che ben venga, sono qui a vostra disposizione. Intanto bevo un po' d'acqua. Beh, grazie Linda. Io, siccome siamo comunque verso il termine della nostra attività, finché tutti pensano a cosa chiederti, io stesso ho un paio di domande che ovviamente dopo ti farò, condivido in chat 2 link di vostro interesse. Il primo link è per ottenere l'attestato di partecipazione. Se per qualche motivo non riuscite a compilare il link, non vi preoccupate, vi basta mandarci un'email con i dati, nome, cognome, codice fiscale e noi, controllata la vostra presenza, ovviamente ve lo redigiamo, però se ci mettete qui i vostri dati è tutto molto più semplice per noi.
L'altro link che condivido è il questionario di gradimento. Come detto all'inizio del seminario, anche avere la vostra opinione, il vostro feedback sia su questa attività specifica che sull'organizzazione, piuttosto che sulle tematiche che abbiamo scelto, è estremamente rilevante per noi e immagino anche per il Comune di Conegliano e chi sta portando avanti il progetto dell'Innovation Lab. Detto questo, lascio la parola a voi se avete qualche curiosità, qualche domanda da porre a Linda. E se no, per scaldarci parto io, dai, io non sono timida. Quindi, ne ho due. Parto dalla prima, che riguarda le neuroscienze. Linda, so che tu hai approfondito l'argomento sia per i ragazzi che per gli adulti. Ho una domanda rispetto a cosa avviene nel cervello dei ragazzi in quest'età. Qualcosina ce l'hai detto e magari come genitore una mezza idea ce l'ho di quello che avviene e di quello che non avviene a questa età nella testa dei ragazzi, ma mi chiedevo come il transfer comunicativo, verbale e non verbale, che sono quelli probabilmente più rilevanti anche nell'ambiente scolastico o comunque in una situazione educativa, avviene tra i ragazzi, quindi tra pari, e tra i ragazzi e l'educatore. E se c'è qualche barbatrucco, qualche attenzione particolare da avere per favorire una comunicazione più favorevole possibile. Mi viene da utilizzare questo termine perché non c'è la comunicazione giusta o la comunicazione sbagliata, io questo l'ho imparato da te, però ci sono comunicazioni efficaci e comunicazioni non efficaci. Allora, siccome uno degli obiettivi che mi sono portata a casa oggi ascoltandoti è dobbiamo osservare molto i nostri ragazzi, probabilmente li dobbiamo anche ascoltare tanto, no? E quindi come avviene la comunicazione con i ragazzi, tra di loro e con l'educatore, e quali suggerimenti ci puoi dare per fare in modo che sia una comunicazione efficace? Allora, la contestualizzo molto nell'aspetto apprendimento, perché poi il tema è molto ampio e io ho una formazione di PNL, quindi proprio legata alle neuroscienze su questo, oltre che un approfondimento nell'intelligenza emotiva, e quello che emerge spesso è un lato emotivo estremamente forte dei ragazzi in questa fascia d'età. Dicevo prima che i ragazzi hanno un cervello limbico molto sviluppato, molto attivo, mentre scarsamente attivo, perché lo stanno costruendo, la neocorteccia. Che cosa vuol dire? Vuol dire che le famosi fami, che in questo momento mi sto rendendo conto che vi ho citata la prima ma non vi ho letto le altre due, la seconda era la fame di riconoscimento, porta i ragazzi ad avere estremo bisogno di essere visti, estremo bisogno di essere riconosciuti, estremo bisogno di sentire che hanno senso di esistere in quel gruppo. Allora, nella comunicazione tra pari li porta anche a quei comportamenti che noi possiamo dire essere a volte esagerati, quindi l'attirare tanto l'attenzione piuttosto che il fare un po' il bullo in classe per essere in qualche modo visto dai compagni, ma questa tecnica purtroppo la porta anche nei confronti di quelli che sono gli adulti di riferimento educanti. Quindi la fame di riconoscimento, tra l'altro, è uno stimolo che passa tra un riconoscimento che può essere verbale, ti dico bravo, o un riconoscimento non verbale, ti do un ok con la testa. E fin qui è tranquilla. Ma quando il bisogno passa attraverso un riconoscimento positivo o negativo, lì dobbiamo stare attenti. Io posso fare un riconoscimento positivo al ragazzo, dirgli bravo, ma posso fare un riconoscimento negativo al ragazzo, dirgli sei sempre quello che disturba, stai zitto. Ok? Ovvio che quando il ragazzo è in questa fascia d'età ha talmente bisogno di riconoscimento che pur di avere riconoscimento va bene anche un riconoscimento negativo. Se tu mi dici sei quello che disturba, sei quello che disturba, sei quello che disturba, pur di essere visto dal mio educatore, dal mio punto di riferimento, io continuerò a disturbare perché se non ho lo stimolo di riconoscimento positivo, almeno c'ho quello negativo che mi dà senso di esistere, mi dice sei visto. E
questo in classe è deleterio o no? Perché continuano a perpetuare lo stesso tipo di meccanismo. Noi dobbiamo essere molto abili in quel senso, proprio conoscendo il loro bisogno di riconoscimento, anche negativo pur di averlo, di spezzare questa catena, di cominciare a dare piccole pillole di riconoscimento positivo quando fanno qualsiasi cosa, anche piccola, che va bene, e cominciare a smontare il riconoscimento negativo, per abituarli ad essere visti da un punto di vista positivo, perché altrimenti continueranno dall'altra parte, perché hanno un bisogno estremo di riconoscimento in un'età in cui creano la loro identità proprio attraverso meccanismi come questi. E quindi ecco che essere anche a volte bravi a sottolineare un apporto di un ragazzo, anche quando dentro di noi diciamo: ma che tipo di intervento sta facendo? Che cosa c'entra adesso sta roba? E penso che qualcuno di voi lo faccia, proprio dirgli: ok, non ci avevo pensato a questo aspetto, se c'entra dite me lo spieghi meglio, oppure bravo, un'osservazione che non avevo pensato, spiegamela, e così gli diamo voce, lo facciamo argomentare, ma si sente riconosciuto in positivo. Altrimenti possiamo dirle: sai che questa cosa potrebbe essere veramente divertente, dai, prendiamoci 5 minuti alla fine, finisco prima, così la riprendiamo. Però date al ragazzo la possibilità di sentire che è non in difetto. Ecco, una delle cose che spesso purtroppo proprio tutta la parte di far emergere le capacità dei ragazzi ci dicono essere dannosa è quando noi priviamo i ragazzi della capacità di sentirsi portatori di pensiero. I ragazzi hanno bisogno di sentire che hanno delle idee e che queste idee in qualche modo hanno senso, spazio e collocazione. Noi dobbiamo fare in modo che le loro idee non gliele tronchiamo immediatamente dicendo: che idea hai detto, ma non c'entra assolutamente, adesso no. Contestualizziamoli, creiamo dei momenti, ma lasciamo in modo e valorizziamo i contributi che danno, anche quando nella nostra testa sembrano assurdi, perché fuori luogo magari in alcuni momenti, ma diamogli il modo di capire che anche il loro contributo può essere positivo. Questo li aiuta molto poi a maturare nella capacità di essere portatori di idee, che è il focus principale. Ora Gloria mi sei sparita, ma vedo gli altri. Non so se hai la seconda domanda, ma se avete qualche domanda voi integrativa. Anche obiezioni ci stanno, siamo qui per confrontarci, anche buone pratiche, qualcosa che avete fatto e che funziona, così ci diamo strumenti reciproci. Allora, se posso parlare io, non so se mi sentite. Yes. Very good. Allora, io sono un insegnante di sostegno nella scuola media e quindi ho anche una visione un po' appunto diversa rispetto a un docente di classe. Quello che noto comunque è che nella scuola c'è ancora si dà molta attenzione, come diceva lei prima, a fare il programma. Il programma ha ancora insomma, una parte sostanziale nel discorso e nelle logiche dell'insegnamento all'interno dei docenti, e soprattutto il programma è vasto e non c'è tempo per dar modo a chi è in difficoltà di capirsi, perché a un certo punto gettano la spugna, e invece c'è chi anche non viene valorizzato, chi ha le capacità, possibilità, si trova a dover ripetere le stesse cose 1000 volte e a un certo punto non ne può più. In linea di massima, come si possono convincere i colleghi che il programma non è tutto, che si può vivere bene anche se non lo so, le disequazioni non si vedono, si fermano le equazioni, alcune cose non sono così fondanti, ecco, per il futuro dei ragazzi. No, ma c'è quello che andrà a fare il liceo, dovrà saperlo, e poi il liceo in realtà manco le vede più quelle cose, nemmeno al liceo. In che modo è possibile, ecco, coinvolgere il corpo docente in questo cambio di pensiero, appunto? Mi Perché fai una domanda di quelle da 100 milioni di dollari, Pier ho Antonio. capito, ma le competenze sono ancora viste un qualcosa, vi do il Lo so. compito esperto, lo fate a casa
quindi papà e mamme, fratelli che, Sì. Madonna, dobbiamo fare questo lavoretto, bene, fanno il lavoretto in famiglia, bene, mi sembra bello, bene, il livello è, non so, intermedio, di base, vediamo, avanzato, bravo, 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 oppure poteva essere meglio, vabbè, posto, fatta la competenza. Non Allora, funziona proprio così. sicuramente è una rivoluzione quella di passare dal programma didattico alla maturazione di competenze, ed è l'incipit con cui ho aperto proprio questo incontro. Il programma didattico purtroppo lo viviamo come un peso, soprattutto voi che siete all'interno proprio di questo sistema, perché io lo tocco ma in maniera più sporadica. Diventa non solo una linea guida che ci facilita nella logica, diventa una linea guida perché ormai i libri di testo seguono un programma didattico. Serve un cambio di mentalità, nel senso che è più importante allenare i ragazzi ad imparare come si cercano le informazioni che in quel momento gli mancano quando devono affrontare una sfida, che non a riempirli di informazioni che poi non riescono a tirare fuori e ricordarsi. E qui piano piano la scuola sta introducendo tutta una serie di cose che permettono ai ragazzi e permettono agli adulti, agli insegnanti di cominciare a cambiare, cominciare a capire che se non faccio tutti gli autori di italiano ma ne salto 3, cito solo i più importanti, ecco che comunque alleno il ragazzo magari a fare ricerca su autori sconosciuti in alcuni laboratori. Serve tanta sensibilizzazione, servono tante iniziative come questa che è stata messa in piedi proprio nel comune di Conegliano, che porti una informazione diversa al contesto. C'è un altro freno che è importante, che noto, che anche molti genitori sono attaccati ai programmi didattici, e quindi se i ragazzini non trattano un argomento di grammatica, cominciano a bussare, a dire: ma come sono indietro col programma? Hanno fatto 2 anni di DAD, oddio come sono presi indietro con i programmi. Quindi c'è un doppio freno in questo momento, un po' legato all'agevolarci, il programma didattico ci agevola nella strutturazione, ormai ce l'ho, vado avanti. L'altro è nella relazione con i genitori. E in questo caso noi possiamo essere ambasciatori, portavoce proprio intanto di che cosa oggi le raccomandazioni del livello europeo e l'indire, ma un po' tutta quella che è l'innovazione didattica ci chiedono, farli ragionare sul fatto che i ragazzi hanno bisogno di sviluppare questo, e non è una cosa che puoi semplicemente persuadere le persone a fare. È un cambiamento che io spero nel prossimo decennio avverrà in maniera un po' più forte, per Antonio, perché quello che succede è che presi dai programmi non abbiamo il tempo per coltivare invece la fioritura dei ragazzi, perché abbiamo scadenze. Appunto, io mi trovo a vivere spesso questa situazione ed è angosciante perché provo Soprattutto per a loro, sì. ripensarmi, io non ho un ricordo della scuola media dove mi sono sentito angosciato, cioè non ho proprio ricordi di grandi fatiche, riuscivo a farlo abbastanza. No, hai chiuso il microfono, Pier Antonio. È ancora chiuso? Purtroppo ho la gatta che Ora sei andato? La gatta ha preso il dominio. Ti stai autocensurando, Antonio? Allora, finché torna Pier Antonio, rispondo a un paio di domande in chat, perché non lo vedo nemmeno collegato con l'audio. Eccomi qua. Ah, ok, perfetto. Colpa della gatta, non è colpa mia. Allora, sì, io non ho appunto ricordi di angosce particolari, però noto che tanti colleghi, no, ma ai nostri tempi, insomma, bisognava studiare, questi non sanno più studiare, ma questi non sanno più fare questo, non sanno più fare quello. Sì, ma ragazzi, questi si stanno smontando, si stanno rimontando in questo momento, e di quello che facciamo dei programmi non gliene può fregare meno, perché se non li sentono attinenti ai loro bisogni, se non sono importanti, li fanno con sufficienza. E poi anche il fatto di dare 3 milioni di compiti che si li copiano col messaggino via WhatsApp non ha più senso, veramente va ripensato
il modo che ha di fare l'insegnante, le modalità Sì. con cui agisce l'insegnante. Qualcuno è illuminato, ma non mi sento di dire che sia la maggioranza, ecco. In questo dobbiamo fare ancora C'è lavoro, tanta strada. assolutamente. Dobbiamo anche entrare nell'ottica che il modo con cui oggi reperiamo le informazioni non è il modo con cui le reperivamo noi. Io ricordo le corse in biblioteca e le ore a fotocopiare libri, e se oggi non ho la risposta devo aspettare mia mamma tra 2 giorni che mi porta e così via. Oggi l'immediatezza della disponibilità delle informazioni ha cambiato completamente il modo di apprendere, per cui noi non possiamo pensare che abbiamo di fronte studenti che imparano nel modo in cui abbiamo imparato noi, perché il fatto di fare un click col cellulare e avere già una ricerca pronta non è l'abituarli al reperire e allo studiare come una volta. È un altro approccio. Ecco, una delle cose che vedo attuate, magari può essere un buon suggerimento se è accolto per Antonio in aula, è che nelle verifiche alcuni professori un po' più illuminati, proprio nell'ottica di dire alleniamoli alla capacità di ritrovarsi le informazioni utili, danno delle verifiche che per metà magari richiedono memoria, ma l'altra metà gli lanciano delle sfide, gli danno il libro di testo in mano e gli dicono: trova nel testo le risposte a queste domande. E vedi i ragazzi che stanno lì e non c'è più il problema, oddio, copiano dal libro di testo. No, usano il libro di testo come strumento per ricercare e ricostruire le informazioni che gli servono per superare una sfida. Ed è un ottimo modo per valutare i ragazzi e per allenarli al fatto che quello che non so non vuol dire che io sono un incompetente e non ce la faccio. Quello che non so che ho gli strumenti per andarmelo a reperire con le fonti che ci E sono oggi poi è la disponibili. modalità che usiamo noi oggi, noi adulti, perché anche noi adulti usiamo Certo. internet per risolvere piccoli Tutto, problemucci quotidiani per assolutamente sì. ricerco, e poi ne usciamo più informati, ecco, non è necessariamente un male. Vabbè, intanto la ringrazio, per me è stato tutto molto interessante. Consigli per attuare queste tecniche con i DSA. Allora, proprio per i DSA, per quel senso di inclusione, lavorare con il concetto di intelligenze multiple è fondamentale. I DSA molto spesso apprendono attraverso un'intelligenza motoria, attraverso un'intelligenza più naturalista, quindi pensate a questi ragazzi che apprendono nel movimento, apprendono nel fare le cose, apprendono magari meglio all'aria aperta, chiusi in classe, seduti dietro a un banco. Come apprendono? Non apprendono. Quindi se noi riusciamo ad integrare proprio anche attività diverse, per cui le attività per i DSA più legate a quello che è il classico quoziente di intelligenza, il QI, quindi l'intelligenza visivo-spaziale, l'intelligenza linguistica, l'intelligenza logico-matematica, che solitamente non è premiata, e qui dico solitamente, non posso generalizzare, nei ragazzi che hanno un DSA, è molto più facile che per loro invece l'apprendimento avvenga attraverso intelligenze che in classe non sono molto premiate, come un'intelligenza musicale, come un'intelligenza magari naturalistica, come un'intelligenza più legata al cinestesico-motoria. E se io do la possibilità di, preso l'apprendimento, viverlo con più modalità, ecco che sto creando veramente inclusione anche con chi ha queste difficoltà. Quindi mi aiuta molto nell'innovare la didattica, anche nell'inclusione di queste difficoltà, che non sono poi difficoltà di apprendimento, non è che apprendono meno degli altri, semplicemente hanno un canale di apprendimento che la scuola oggi non premia come canale e modalità di apprendimento. È più facile, scusate lo sfogo, attaccare un'etichetta che non cambiare un sistema alle volte. Ed è lì che entra la nostra capacità proprio di non farli sentire diversi, emozione deleteria in questa fascia d'età, ma di farli sentire diversi tanto quanto gli altri, cioè unici, perché ognuno di noi apprende con modalità diverse. È possibile rivedere la registrazione? Grazie. Michela, non ti è bastato le mie 2 ore di chiacchiere, vuoi riascoltarmi? Penso di sì, penso che Gloria vi condividerà le risorse, non lo so, Gloria, lascio a te la risposta. In realtà su questo chiedo a Serena di rispondere, nel senso infatti, noi chiediamo la registrazione perché la Regione, essendo questo un progetto della Regione, ci chiede
per una questione proprio di dare l'opportunità a tutti poi di mantenere questo canale insomma aperto. Quando concluderemo questo ciclo e Gloria vi manderà le registrazioni, le caricheremo nel nostro canale YouTube e nel sito del comune. Il prossimo incontro vi do i link. Dovrete attendere un attimo, nel senso che, come dire, poi c'è il tempo che Gloria e poi il tempo anche nostro di caricamento. Stiamo caricando tutti i webinar fatti nel corso di questa annata, quindi a breve ce ne saranno veramente tanti di diversa tipologia e quindi rimarranno a disposizione di tutti, quindi potete anche andare a ricontrollarvi, a risentirvi le parti che magari o anche a condividerle con i colleghi, con i vostri colleghi che non hanno potuto partecipare. Ecco, quindi anche a Sara che mi chiedeva all'inizio dell'attività se si poteva avere la registrazione, scopro anch'io oggi che sì, è possibile averla e Serena, io ho già pronta quella della lezione precedente, quindi te la invio già e appena pronta anche questa te la farò avere. Ultime domande in chiusura, curiosità, riflessioni? Sì, Daniela, le slide certamente le condivideremo. Pensavo di fare un unico invio a tutti i partecipanti al termine del ciclo in cui ci saranno le slide di Angela Sofia, quelle di Linda e quelle di Mirko che è il prossimo relatore. Bene. Io dico solo una cosa agli insegnanti che hanno partecipato. Abbiamo già avuto, come dire, l'assicurazione da parte della Regione che attraverso un nuovo bando, un nuovo avviso, tra l'altro noi dovremmo avere, essendo uno dei progetti già stati insomma inclusi dalla Regione, non dovremmo partecipare ad un avviso, ma dovremmo condividere una bozza di lavoro. Che anche per il prossimo anno e forse anche per il prossimo triennio avremo la possibilità di continuare con questo tipo di attività, che per noi a Conegliano, con i comuni, come dire, che hanno aderito a questo progetto, hanno hanno una parte molto consistente dedicata alla scuola, alle politiche giovanili e quindi anche a tutte le attività formative per i docenti, per gli educatori, insomma per anche questo aspetto educativo, perché comunque io coordino le politiche giovanili e questo progetto nasce proprio all'interno dei nostri servizi. Quindi se avete, come dire, delle idee, delle proposte anche per... Noi speriamo di continuare la collaborazione con il Fab Lab di Castelfranco, qui lo dico perché ho la Marina, sai che lei è l'amministrativa, che ci sono 100.000 regole, viva Dio, che come dire bisogna osservare e io che non sono appunto una dipendente pubblica tante volte faccio una fatica a capire perché se uno è bravo non possiamo, come dire, continuare. Ci sono tutte queste varie modalità contrattuali, ma io confido davvero di poter continuare questa collaborazione con Gloria e i suoi colleghi, perché insomma, mi pare che sia insomma, evidente la competenza e la capacità anche di individuare delle persone capaci nel dare risposta a quelli che sono i bisogni che noi abbiamo rilevato. Però ci fa piacere acquisire direttamente da voi idee, proposte, quindi fatele avere, insomma, chi si è iscritto, insomma, ai miei riferimenti oppure a quelli di Gloria, insomma, tramite o me o lei, fateci avere delle vostre idee, perché saranno appunto utilizzate per le prossime attività, senza nessun problema, senza nessun tipo di remora, perché siamo abituati a lavorare in questo modo. Grazie Serena anche per la fiducia, spero insomma che lavoreremo sempre bene per mantenere questa relazione. Io vi ringrazio della vostra presenza stasera e dell'attenzione dimostrata, vi ricordo il prossimo appuntamento e qui adesso ho un vuoto di memoria pazzesco, non mi ricordo quando è, il 5 di maggio, ecco, il 5 di maggio parleremo della formazione democratica, un tema che a noi di Fab Lab sta estremamente caro perché parleremo di come il sapere
dal nostro punto di vista, ma non solo dal nostro punto di vista, debba essere messo a disposizione di chiunque. Quindi parleremo molto di open source, di condivisione e ci riallacceremo anche al discorso che faceva oggi Linda, imparare ad imparare più che sapere già tutto. Un tema che per noi tocca corde importantissime anche nell'ambiente aziendale, dei marchi, dei brevetti e della conoscenza dell'umanità. Quindi l'invito è quello di essere presenti anche al prossimo incontro. Il relatore sarà Mirko Piccin, il responsabile del laboratorio. Sarò sempre presente anch'io per le domande, per condurre i lavori. Auguro a tutti una buona serata, ringrazio Linda e vi saluto. Grazie dell'attenzione, buona serata e buone aule con i vostri Buonasera, ragazzi. arrivederci. Ciao. Grazie, buona serata. Arrivederci, grazie. Arrivederci. Buonasera. 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 Buona serata a voi. Buonasera. Buonasera. Bene, Linda, mi vuoi passare l'organizzatore così mi salvo la chat? Ciao a tutte ragazze, grazie mille, ottima serata, piacere Grazie ascoltarvi. Serena, alla prossima. Alla prossima. Ciao, Grazie ciao, ciao. infinite. Allora, ti passo l'organizzatore. Sì. Grazie cara, mi pare andato molto bene. Cosa dici? Sì, non mi dà che sei organizzatore. Ah, sì, sei organizzatore. Dimmelo tu. Ho avuto un momento in cui ho pensato, oddio, aiuto. Sei stata molto schietta nella tua opinione. È emersa tutta. Però hai creato un buon livello di coinvolgimento. In quale delle mie tante opinioni? Sono stata molto schietta. Aspetta, me lo so anche segnato. Aspetta. Stoppa la registrazione, grazie.